Io ho l'orgoglio e l'onore questa sera di presentarvi il nuovo segretario della Liga Veneta Lega Nord, Flavio Tosi. Io ho voluto, come segretario provinciale, organizzare questa serata in una cornice che spero voi possiate gradire. Abbiamo fatto una cosa un po' diversa, ma l'ospite e la serata dovevano essere all'altezza di un ricambio vero e proprio. Doveva essere il sinonimo di una rinascita. Abbiamo deciso di farlo qui, in una villa storica veneta, dove tra l'altro si è celebrato il 25 marzo, se non sbaglio, 25 marzo, la festa del popolo veneto 2012, quindi è anche un luogo, diciamo così, simbolico. Qui siamo in un territorio di bonifica, siamo un territorio storico che viene coltivato da diverse centinaia di anni e quindi credevo che la location potesse essere la migliore per rilanciare la Lega cosiddetta 2.0, ma soprattutto quella Lega che da anni attendavamo e che ha una grande aspettativa e che oggi viene ricoperta come ruolo di segretario da parte di Flavio Tosi. Quindi io vi do il benvenuto a nome di tutto il direttivo provinciale, vi auguro una magnifica serata, soprattutto non tanto per la cornice ma per i contenuti che questa serata saprà dare. Non preoccupatevi perché a breve dovremo organizzare tante feste come ci ha chiesto il nostro segretario nazionale, quindi il lavoro non mancherà. Io ringrazio perché stasera vedo anche tanti giovani padani, ma vedo anche tanti non giovani padani e quindi questo mi fa credere ancora in più nella risposta che io ho dato anche questa sera a un ciclista che passava qua davanti. Io stavo pendendo una bandiera qui fuori e mi ha detto: ma che credito ancora? Sì, perché perché non sono da solo, gli ho risposto, e stasera voi me ne state dando una dimostrazione. Per cui un grazie a voi che continuate a metterci la faccia nei bar, nei gazebi, nei volantinaggi, nel continuare a frequentare le sezioni, nel continuare anche a finanziare le sezioni.